Chiedo la presenza del Governo in aula. Non vedo l'assessore Dannino. Glielo mettete al presidente del fascicolo, siamo all'articolo 4. Sì. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Chiedo agli altri assessori presenti in aula di chiamare l'assessore Dannino. Assessore Savarino, gentilmente se chiamate l'assessore Dannino, perché sennò devo andare avanti in qualche modo. No, stanno facendo... No, io non aspetto più niente, io sto mettendo in votazione tutto. Non ho intenzione di sospendere più l'aula. Se l'assessore vuole venire, bene, se l'assessore non vuole venire. Qui non è un organo monocratico, è un Parlamento, è il Parlamento più antico del mondo e ci sono delle regole. Quindi se l'assessore vuole venire in aula, i tempi delle riscritture sono finite. Adesso si vota quello che c'è. Quindi, gentilmente, lei, Presidente del Gruppo Parlamentare di Forza Italia, chiamasse l'assessore Dannino. C'è il Vicepresidente della Regione, benissimo. Vuole continuare lei oppure aspettiamo l'assessore Dannino? No, assessore, non mi dica un momentino di calma perché io pazienza ne ho avuto parecchio. Lei ha fatto 38 riscritture, non funziona così, mi dispiace. Qui bisogna avere rispetto del Parlamento, che il Parlamento ha avuto molto rispetto di lei sino a questo momento. Benissimo. Il 4 allora è accantonato, quando sarà in grado di fornire una riscrittura ce la darà. Andiamo all'articolo 8. C'era l'onorevole De Luca Antonio che voleva intervenire. Prego, onorevole Schillaci. O Schillaci o De Luca. Prego. Prego, onorevole De Luca. Stavo attendendo perché ho visto che c'erano degli animi
Intervenga, prego. particolarmente infuocati. Presidente, allora, partiamo da dove ci eravamo lasciati sull'articolo 8, sul quale vorrei chiedere la presentazione di una riscrittura che è già pronta. 8. E su cui chiedo, Presidente, un attimo di attenzione da parte dei colleghi dell'Aula, perché è un tema sensibile che più volte ha impegnato questo Parlamento e il Governo regionale e i miei colleghi di Commissione Sanità. L'articolo 8 infatti ha come scopo da titolo quello di una miglior gestione delle liste d'attesa. Innanzitutto dobbiamo precisare che il contenuto di questo articolo non ha come effetto l'erogazione di un maggior numero o l'erogazione in tempi più brevi di quelle che sono le prestazioni sanitarie, ma ha come oggetto, come scopo, un investimento di natura digitale per le infrastrutture CUP, sovra-CUP, la realizzazione di un cruscotto digitale per la gestione delle liste d'attesa, che è uno dei programmi del PNLA, ossia il Piano Nazionale delle Liste d'Attesa. Ora, premesso, Assessore Faraoni e Assessore Dagnino, che per raggiungere questo scopo avremmo potuto utilizzare, anzi avreste potuto utilizzare a suo tempo i fondi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, sui quali non solo c'erano delle linee specifiche, ma ci sono tutta una serie di fondi che avete destinato, attraverso anche la delibera che avete di recente mandato alla Corte dei Conti, evidentemente su altre progettualità. Ma la riscrittura mira anche all'inserimento di un'implementazione di una sezione open data, in modo da consentire anche ai cittadini di poter verificare e monitorare l'andamento delle liste d'attesa, ma soprattutto di potersi rendere conto se nella propria provincia o in un qualsiasi presidio ospedaliero della regione c'è la disponibilità di una postazione libera per l'esecuzione di un esame. Ma in particolare prevede anche l'applicazione dei percorsi di tutela previsti dal decreto legislativo 124 del 98 attraverso le campagne informative nelle strutture sanitarie pubbliche e private e mediante l'istituzione di sportelli informativi gestiti dalle associazioni consumatori o dalle organizzazioni dei cittadini. La riscrittura prevede anche un risparmio di circa 1,2 milioni l'anno attraverso l'eliminazione della previsione di cui alla lettera E, che noi in questo momento, in assenza dell'infrastruttura digitale, non riteniamo necessaria all'esecuzione dello scopo. Quindi che cosa diciamo? Prima creiamo le infrastrutture digitali, poi se serve implementare il personale del CUP, del sovrogruppo, delle altre istituzioni, lo andremo a verificare man mano. Quindi un ulteriore spunto di riflessione a cui tengo a evidenziare è che attraverso la fase emendativa del Movimento 5 Stelle in Commissione Sanità sono state anche previste il monitoraggio dei tempi medi di attesa per le prestazioni specialistiche per province, in modo da evidenziare le variazioni rispetto all'anno precedente, in modo da monitorare se le azioni poste in campo dalla rete sanitaria e dall'assessorato producono provincia per provincia una velocizzazione nei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie o invece un rallentamento. La mortalità per patologia nelle singole province, perché questo sarebbe anche un dato che dovrebbe stare alla base di ogni rete ospedaliera, i dati relativi alla mobilità extraregionale per provincia limitatamente ai ricoveri ospedalieri e infine i dati relativi alla mobilità delle province suddivisi per DRG, perché è fondamentale capire se da una provincia siciliana ci spostiamo verso altre province siciliane per curarci rispetto a prestazioni che invece dovrebbero essere erogate senza allontanarci da casa, perché la mobilità provinciale
intraregionale. È vero che non produce un costo economico per la regione, ma ha un costo sociale per le famiglie dei malati, perché quando un malato si deve curare e trasferire con la propria famiglia di 100 di 200 chilometri va incontro a disagi personali, economici, lavorativi e sociali. Grazie. Quindi mi auguro di trovare, Presidente, la condivisione su questa riscrittura da parte del Governo e dell'Aula tutta, perché è un argomento sensibile. Diversamente dovremo necessariamente entrare nel merito di ogni singolo comma e di ogni singolo emendamento, soppressivi compresi. Chiesto di intervenire onorevole Di Mauro. Dei lavori. Vorrei sottolineare alla sua attenzione, ma anche al segretario generale, che nell'approvazione dell'emendamento articolo 9.12 Ce l'ha appena detto l'onorevole Lombardo, stiamo vedendo di capire come poter affrontare il problema. perché credo che sia un refuso, Presidente, confondere disabilità gravissima con il termine con necessità di sostegno intensivo, significa un buco di 200 milioni almeno nel bilancio. Va bene, ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci, prego. Grazie Presidente, sappiamo bene che questo articolo non è risolutivo sulle liste d'attesa, ne abbiamo ampiamente parlato, ci saremmo aspettati dal Governo regionale un'attenzione maggiore con delle misure un poco più impegnative, però l'assessore ci ha assicurato, perlomeno ripone fiducia in questo intervento di monitoraggio, di implementazione, diciamo, delle piattaforme tecnologiche, e quindi lo prendiamo per buono e ci rivedremo credo nei prossimi mesi. Però quello che io vorrei sollecitare, se fosse possibile, anche una puntuale applicazione del regolamento che prevede l'attività libera professionale intramuraria. Perché? Perché arrivano segnalazioni e lì veramente potremmo intervenire davvero sulle liste d'attesa, perché come sappiamo uno dei motivi per risolvere le liste d'attesa è implementare la disponibilità dei medici, perché è quella il motivo fondamentale per cui noi abbiamo così tante liste d'attesa che non scorrono velocemente. Quindi cosa chiedo? Poiché i regolamenti di ciascuna azienda prevedono l'istituzione di comitati tecnici consultivi e io non so se in tutte le aziende sono stati attuati, cosa chiedo? Chiedo che il diritto del cittadino e dell'utente, che prevede la norma che è stata introdotta nel 92 e poi è stata modificata più volte, io quello che chiedo è una maggiore attenzione da parte di questo assessorato nel verificare e nel monitorare veramente l'attività intramuraria, perché lì possiamo davvero intervenire sulle liste d'attesa. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Io condivido quanto affermato dai colleghi, ossia che questa norma non ha sicuramente il carattere risolutivo del problema, anche perché il problema, Assessore, bisogna riconoscere, negli ultimi anni si è notevolmente aggravato. Sono di qualche settimana fa le statistiche che dicono che 6 milioni di italiani hanno rinunziato alle cure proprio e prevalentemente a causa delle liste d'attesa, la maggior parte sono over 65 e sono uomini, e colpisce di più chi ha redditi bassi. Però vede, ciò che mi preoccupa maggiormente è che questo governo sulle liste d'attesa, ma anche quello nazionale, dà l'idea di procedere per tentativi, a tentoni, senza avere un'idea chiara di quello che è il problema e di come questo debba essere risolto. Perché io lo rammento a me stesso in primo luogo e poi a quest'Aula, che noi negli anni scorsi abbiamo dato per 2 anni di fila 50 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa e molte di queste risorse sono state date anche al privato. Ebbene, prima di presentare ulteriori norme, ulteriori ipotesi di risoluzione o di palliativi per risolvere il problema o per attenuare il problema, vorremmo capire
se voi avete valutato l'impatto che ha avuto quella spesa, come quella spesa è stata erogata, come per esempio i privati hanno contribuito all'abbattimento delle liste d'attesa, perché l'impressione che abbiamo talvolta guardando alle azioni del vostro governo e del governo nazionale è che ci sia un progetto dietro, che è quello di far fallire la mission della sanità pubblica per dire che l'unica alternativa è quella privata. Io non sono uno di quelli che ritiene che la sanità privata non serva, ma ritengo però che tra i due blocchi della sanità, quella pubblica e privata, ci debba essere un rapporto di complementarietà e il privato debba aiutare il pubblico dove il pubblico non riesce ad arrivare. Però oggi questo non lo possiamo valutare, anzi viviamo in un sistema che viene ancora di più foraggiato, in cui il privato, anche sotto il profilo dell'abbattimento delle liste d'attesa, fa concorrenza al pubblico grazie ai soldi pubblici. È una stortura che non possiamo assolutamente permetterci. Dunque io non so che fine farà questa norma, non so se questa norma riuscirà a contribuire a invertire il trend, perché sicuramente non possiamo parlare di abbattimento delle liste perché i numeri sono lì e sono inesorabili. Ciò non di meno mi piacerebbe sapere se l'assessore ha valutato l'effetto delle somme che abbiamo speso e se e come eventualmente utilizzare meglio le risorse delle quali già disponiamo. Grazie. Grazie. Allora ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Guardi, in questi minuti sono andato a cercare un po' su internet, che per fortuna ancora ci aiuta anche nell'attività politica, le dichiarazioni del Presidente della Regione nell'arco degli ultimi 3 anni. Siamo partiti nel 2023 quando dichiarò che stanziava 9 milioni di euro per risolvere le liste d'attesa, un impegno preso nei confronti dei siciliani: abbatteremo le liste d'attesa. Siamo passati ad agosto 2024, in cui diceva che se i manager della Regione non avessero raggiunto gli obiettivi previsti per le liste d'attesa sarebbe scattata automaticamente la loro decadenza automatica. Sono tutti comunicati ufficiali sul sito della Regione siciliana, cioè non è interpretazione politica. E poi c'è l'ultimo dell'agosto di quest'anno, dove diceva: abbiamo strappato dall'Assemblea l'ok all'articolo 12 sulle liste d'attesa, dobbiamo risolvere solamente il problema del digitale, ma risolveremo anche quello. Il Presidente della Regione evidentemente vive in una regione che è diversa da quella che vivono i siciliani. I risultati purtroppo non sono quelli che lui annunciava, né tantomeno che noi auspicavamo dai suoi interventi, ad oggi ritenuti sotto gli occhi di tutti assolutamente scarsi e scarni anche nella qualità. E oggi ci ritroviamo a dover affrontare l'ennesimo articolo che nel titolo riporta riduzione delle liste d'attesa, ma che è tutto tranne che riduzione delle liste d'attesa, perché stiamo parlando di un'altra cosa. Io su questo ho 2 domande e vorrei che, al di là del voto che ci ritroveremo a dover esprimere, sono semplici e mi aspetto che l'assessore mi risponda. 1. Questo servizio digitale poteva essere realizzato con risorse che non sono del bilancio regionale? Questo servizio digitale poteva essere inserito all'interno dei programmi di digitalizzazione di questa regione col PNRR, FSC e altro, piuttosto che gravare sul bilancio della regione? Domanda numero 1. Domanda numero 2. C'è un'evidenza pubblica, un atto di indirizzo, una nota inviata all'unica società in house che gestisce i servizi digitali della nostra regione, in cui si dice: cara Sicilia Digitale, saresti in grado di realizzare questo servizio? Sì? No. Perché prima di esternalizzare un servizio, a meno che non riteniamo che Sicilia Digitale sia un fallimento, quindi questo ce lo possiamo dire, o che non sia utile all'unico scopo che ha, cioè quello di digitalizzare la nostra regione, ritengo che prima di stanziare risorse del bilancio e prima di esternalizzare questo processo, probabilmente un passaggio con Sicilia Digitale dovevamo farlo.
Risolti questi due dubbi, poi per me sul resto possiamo entrare nel merito di assunzioni, comma E, comma G, cioè, quello viene dopo. Però le mie due priorità e le mie due domande sono: Sicilia Digitale poteva fare questo nuovo sistema? Sì, no, ed è stato chiesto? Sì, no, e cosa è stato risposto? L'altra domanda è: perché stiamo utilizzando il bilancio della Regione? Perché serviva a fare le assunzioni, ma per il servizio digitale potevamo utilizzare altro genere di risorse piuttosto che il bilancio? Stop. Queste due curiosità che mi permetteranno di valutare al meglio la norma. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Severino. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, Assessore, è chiaro che noi con questo articolo stiamo affrontando quella che è, diciamo, una delle nostre emergenze, che sono proprio queste delle liste d'attesa, e quindi prevediamo questa spesa di oltre 6 milioni nel triennio per potenziare il famoso sistema Sovracupo, per attivare questa piattaforma per le liste d'attesa e quindi sviluppare un cruscotto avanzato di monitoraggio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Naturalmente interessante l'iniziativa, che si apre alla modernità, all'innovazione, alla tecnologia, però sappiamo bene che se poi non c'è la risorsa umana non riusciamo, i pazienti non possono essere presi in cura. E noi sappiamo bene quanta carenza non solo di medici ma anche di infermieri abbiamo, e purtroppo siamo costretti a vivere nel nostro territorio. Quindi diciamo che con questa norma ci stiamo concentrando più sull'aspetto gestionale e tecnologico, forse un po' meno sull'organizzazione. Noi sappiamo bene che senza il personale, però, quindi senza la risorsa umana, di fatto non si riesce i pazienti non possono essere presi in cura, e quindi noi ci ritroviamo con tanti pazienti che sono costretti ad andare fuori per farsi curare. Dietro a questi numeri che noi vediamo ci sono persone, ci sono pazienti che aspettano diagnosi, ci sono genitori che devono far curare i propri figli, che sono costretti ad andare nel privato o addirittura fuori, sempre che se lo possono pure permettere. Io ho presentato, Assessore, così già glielo anticipo, un ordine del giorno proprio su tutte, diciamo, le criticità che ci sono per quanto riguarda la sanità in Sicilia, perché già lo faceva prima, alcuni dati l'ha dato il mio collega, il mio collega Safina, che diceva appunto sugli ultimi dati che sono usciti fuori da Gimbe, dove appunto oltre le grandi liste d'attesa per visite, esami, interventi chirurgici, grandissimo spreco di risorse, c'è anche una grande, come dicevo prima, carenza di medici e di infermieri, e sono stati indicati appunto i dati proprio su questo. E in Sicilia risultano pochissimi infermieri, situazione che pregiudica naturalmente la qualità dell'assistenza ospedaliera. E secondo il rapporto Gimbe, Assessore, la Sicilia è inadempiente nell'area della prevenzione, dell'assistenza territoriale. Il 2022 ha visto un aumento della spesa sanitaria a carico delle famiglie siciliane, e sempre nel 2022 circa il 7,2% delle famiglie in Sicilia ha dichiarato di aver rinunciato a prestazioni sanitarie per ragioni economiche o di accesso. E quindi l'analisi e i dati che ci dà Gimbe del 2025 rileva che la Sicilia è una delle sole regioni in cui nessun servizio tra quelli previsti risulta attivo. Quindi emerge questo enorme divario tra il nord e il sud nella sanità. Differenza nell'aspettativa di vita e un sistema di riparto del fondo sanitario che penalizza le regioni più svantaggiate e i loro bisogni, che sono legati naturalmente al livello di povertà e di dispersione territoriale che noi purtroppo viviamo. Solo 13 regioni
in Italia hanno rispettato i LEA, i livelli essenziali di assistenza, sia per le prestazioni che per i servizi da garantire a tutti i cittadini gratuitamente o naturalmente col pagamento del ticket. Questo quindi significa che l'aspettativa di vita nel Mezzogiorno è pari o inferiore alla media nazionale, così come appunto risulta dalle stime dell'Istat. Quindi, Assessore, io ho già depositato quest'ordine del giorno in cui chiedo naturalmente l'intervento del Governo, del suo Dipartimento, proprio per cercare di affrontare non solo dal punto di vista tecnologico ma soprattutto dal punto di vista anche logistico tutte le necessità e le precarietà che noi ancora oggi i nostri siciliani sono costretti a vivere. Grazie. Allora siamo all'emendamento 4.11 dell'onorevole 8.1. I soppressivi sono ritirati? De Luca, Cateno e altri. Ritirati, sì, qual è l'articolo? Quindi all'8.31 di Paolo. Aspetta un attimo che ci arrivo. Pagina 105. Sì, qua so. 8.1. De Luca Antonio. Quelli all'articolo sono mantenuti o ritirati? Ok, prego Assessore. Grazie Presidente. Allora, intanto apprezzo il lavoro di collaborazione che in questo momento colgo con anche la deputazione dei 5 Stelle. Devo però mettere in evidenza una cosa e mi preme mettere in evidenza una cosa. Noi in questo momento, il Governo in questo momento propone un intervento strutturale. Noi non stiamo lavorando una proposta che ci porterà ad un abbattimento delle liste d'attesa, se non attraverso l'implementazione di metodiche che in questo momento non ci sono. Ora, qualcuno ha detto: ma perché queste risorse, anziché prelevarle dal bilancio della Regione, non sono state in qualche maniera impiegate attraverso altre linee di finanziamento? Abbiamo avuto anche tanta attenzione da parte del PNRR. Ma questo attiene agli anni precedenti. Di fronte al problema che io ho dovuto affrontare da subito, con un mandato specifico del Presidente Schifani sul tema liste d'attesa, ho dovuto naturalmente ragionare ed intervenire, ma io mi permetto di dire non con tentativi, perché questo, perdonatemi, diventa veramente una frustrazione pensare che si possa agire per tentativi, ma per uno studio attento e preciso che, si badi bene, non risolve completamente il problema. Ieri l'onorevole Cracolici diceva: siamo contenti. No, noi non abbiamo risolto tutto il problema. Noi stiamo intervenendo strategicamente e sistematicamente nei diversi livelli che determinano, di azione e di sviluppo, che determinano le liste d'attesa. Eliminare gli effetti di modalità organizzative che determinano le liste d'attesa. E quando dico con tono trionfale che abbiamo eliminato la questione relativa alle urgenti brevi, attenzione, parliamo solo di quella categoria di prestazione. Non ho mai detto che tutto il problema delle liste d'attesa è risolto, e anche questo sarà uno degli interventi strutturali che dobbiamo mettere in atto, perché successivamente ne dovremo fare anche altri e probabilmente, ha ragione l'onorevole Schillaci, dobbiamo prendere anche in considerazione i regolamenti che riguardano l'attività intramenia, l'attività libero professionale, perché sono personalmente convinta che una parte della ragione delle nostre liste di attesa si insedia proprio lì.
ma come fatto patologico del nostro sistema. E su questo stiamo lavorando e stiamo intervenendo con delle naturalmente attività mirate all'interno di ogni azienda. Questo per dire un problema complesso come le liste d'attesa che interessa tutta la nazione, che avete visto di recente anche se ne è occupata una famosa trasmissione, in particolare Report. Avrete visto come il problema riguarda anche regioni che abbiamo sempre ritenuto evolute, l'Emilia-Romagna, la Lombardia, la Campania, situazioni nelle quali ovviamente c'è stata una gestione che ha portato nella sua complessità a rappresentare, forse falsamente, la sussistenza di un problema e di pensare che fosse risolto, mentre invece risolto non lo era. Allora, è un problema complesso, non si risolve con uno solo intervento, ne dobbiamo fare tanti, studiati e mirati. Questo è uno degli interventi per i quali abbiamo bisogno di una fonte di risorse. È chiaro, non la faremo noi la gara, ci mancherebbe altro, perché noi non siamo, l'amministrazione regionale, l'assessorato alla salute non è un ente appaltante. Noi avremo la CUC o avremo anche Sicilia Digitale, ai quali ci rivolgeremo, perché sicuramente se io mi dovessi rivolgere oggi a Sicilia Digitale senza portare con me le risorse che sono necessarie per implementare questa attività, è chiaro che potremmo avere qualche difficoltà, perché comunque le risorse devono essere individuate per poter promuovere i percorsi. Detto questo, la richiesta di riscrizione che è stata fatta dall'onorevole De Luca, ritengo che per la parte relativa alla implementazione della sezione Open Data accessibile pubblicamente sul portale istituzionale possa essere assolutamente accolta. Ritengo che l'eliminazione della lettera E sia in qualche maniera determinante di un non funzionamento del sistema, quindi se accogliamo la riscrizione così come proposta eliminando la lettera E, non sono nelle condizioni di poter garantire la funzionalità di questo sistema. Per quanto invece riguarda la previsione dell'applicazione dei percorsi di tutela previsti dal decreto legislativo 124/98, dentro questa particolare fase sono cose importantissime, ma qui in questa fase non possono essere inserite, né si può pensare di inserire in questa... Assessore, le vengo incontro. Le vengo incontro in quanto stamattina, insieme all'onorevole Varrica, all'onorevole Giambona e al presidente Ferrara, abbiamo avuto un incontro giusto per dare anche un segnale di rispetto proprio per quello che facciamo. E abbiamo incontrato una delegazione di diversi lavoratori. Visto e considerato che fa bene l'assessore Faraoni a ribadire quanto sia importante il tema, proprio su questo, se ci fosse la possibilità invece di poter capire se in qualche modo si può dare un segnale a quei lavoratori, anche per tutelare questo articolo che oggettivamente è di senso più che compiuto, visto che è un tema che attanaglia la nostra terra, su questo forse è il caso che noi un minuto realmente lo accantoniamo e lo votiamo in un secondo momento, perché ci sono altre riflessioni che secondo me si possono assolutamente fare. Quindi se lei volesse, Assessore, piuttosto che metterlo in votazione, sarei più cauto. Presidente, io naturalmente sono molto rispettosa delle sue indicazioni e chiaramente le accolgo. Vorrei soltanto far rilevare che il contesto normativo che abbiamo proposto è un intervento strutturale in cui possiamo inserire poi qualunque altra, per carità, considerazione, ma qui è soltanto un criterio di operatività che stiamo inserendo nei nostri sistemi. Tutto qui. Benissimo, andiamo adesso all'articolo 18. Sì, 18. Sì.
Ci sono i soppressivi a... Ci sono soltanto soppressivi, pertanto si vota il mantenimento dell'articolo. Sì, siccome sono tutti soppressivi, come lei ricorderà, si vota il mantenimento dell'articolo. Quindi si vota il... Prego. Voto segreto su questo. Prego, onorevole Cracolici. Però stiamo parlando di una cosa delicata. Ragazzi. Presidente, io ieri sono intervenuto quando abbiamo approvato la norma sui forestali per porre un tema e ritengo che l'assessore San Martino, stasera che è presente in quest'Aula, deve risolvere il problema di cui abbiamo parlato ieri, ovvero l'azienda Foreste Demaniali aveva e dovrebbe ancora avere una convenzione per garantire ai parchi regionali, ai parchi archeologici della Sicilia, la gestione della manutenzione ai fini delle attività antincendio. L'azienda Foreste Demaniali non si può rifiutare e se qualcuno ha rescisso unilateralmente questa convenzione ha fatto un atto illegittimo, perché questa era una procedura individuata da questo Parlamento. Ecco perché io ritengo che la norma dell'articolo 18 può essere respinta, nel senso può essere bocciato l'articolo, ma alla condizione che l'assessorato all'agricoltura si assuma l'onere di garantire attraverso le risorse, perché noi paghiamo il personale oltre che le attività, con lo stesso personale con cui abbiamo fatto per diverso tempo l'attività di manutenzione dei parchi archeologici, venga garantita la sicurezza dei parchi archeologici. Ecco perché, siccome l'ho posto io il tema sui parchi archeologici, voglio qui ribadire che la questione non è non garantire la sicurezza dei parchi archeologici, ma garantire attraverso l'azienda Foreste Demaniali l'attività anche nei parchi archeologici, perché l'azienda Foreste Demaniali non si occupa solo del demanio boschivo, agisce per scelta fatta da questa Assemblea regionale anche al di fuori del demanio boschivo e i parchi archeologici sono uno dei settori da proteggere e da impedire che possano degenerare con, purtroppo ogni tanto succedono, incendi anche dentro i boschi. Quindi la questione la riguarda, Assessore, perché deve essere lei a garantire che l'azienda Foreste Demaniali garantisca il servizio presso i parchi archeologici. Prego, Assessore. Grazie Presidente, colleghi, Governo. Collega Cracolici, la norma a cui lei fa riferimento e che demanda allo sviluppo rurale alcune funzioni deve garantire che il Dipartimento si occupi di scerbamento e pulizia dopo aver ottemperato ovviamente ai viali parafuoco, a tutte quelle che sono le iniziative dello sviluppo rurale. Attualmente non esiste una convenzione come lei richiama. In passato esisteva un protocollo d'intesa tra i dipartimenti sviluppo rurale e beni culturali che ad oggi non è più in vigore perché il contingente... Mi faccia finire di terminare però. Perché il contingente dei forestali sempre più ridotto e i disservizi che si andavano a creare, segnalati anche dal Dipartimento dei Beni Culturali, perché queste attività di pulizia venivano realizzate nei parchi archeologici nel mese di agosto, talvolta tra agosto e settembre, quando
la pulizia e lo onorevole Cracolici, mi sto rivolgendo a lei, spero lei mi stia ascoltando, si dovrebbe fare nei mesi di aprile, marzo, aprile, maggio, cioè prima della campagna antincendio. Non si possono più avviare prima, e questo mi sento in dovere di poterlo dire, perché il numero del contingente si è ridotto, prima dobbiamo garantire i viali parafuoco. Quindi io ho apprezzato in giunta la norma proposta dal collega Scarpinato, che magari vorrà per la sua parte intervenire. Ad oggi, per le condizioni del contingente dei forestali e dello sviluppo rurale e per i disservizi segnalati all'assessorato regionale dei beni culturali, fare un osservamento nel mese di agosto, nel mese di settembre, non soltanto è fuori dai canoni stagionali, se così posso definire, dell'antincendio, ma non è neanche e non crea neanche le condizioni di fruizione all'interno dei parchi, che sono anche momenti di attrazione, ma soprattutto sono molto spesso emblema anche di fruizione turistica nella nostra regione, a cui dobbiamo garantire anche nella fase estiva ovviamente uno standard qualitativo di servizi elevato. Per quanto mi riguarda, se la può rassicurare, se si vuole trovare una soluzione o se si pensa di trovare una soluzione alternativa, c'è la disponibilità da parte del Governo per provarla a trovare. Prego, onorevole Cracolici. Io, Assessore, perché conosco le dinamiche burocratiche degli assessorati e nel caso specifico dell'assessorato all'agricoltura e del Dipartimento Sviluppo Rurale. Sa qual è stata la difficoltà nel passato? Che siccome la Regione faceva gli esercizi provvisori e poi il finanziamento per i forestali avveniva coprendo innanzitutto gli avviamenti dei 151isti e dei 101isti, perché la priorità poi era per i mesi dell'antincendio e per supportare attraverso i lavoratori dell'azienda che transitavano all'antincendio, e succedeva che i 78isti, ai quali abbiamo ieri allungato le giornate lavorative, assieme ai 151isti e ai 101isti, i 78isti venivano avviati tra la fine di agosto e i primi di settembre. Quando ieri io mi riferivo al problema della organizzazione, questo è uno degli esempi. A me che ci sia un lavoratore forestale nel bosco nel mese di ottobre-novembre non me ne frega nulla, perché non serve a nulla, per quello che dice lei, perché c'è una stagionalità delle attività sia di disboscamento che di decespugliamento. Quindi si decespuglia quando c'è il cespuglio, non quando c'è la pioggia col cespuglio. Allora, la soluzione è anticipare l'avviamento, tanto più che abbiamo aumentato le giornate, l'avviamento dei lavoratori a partire dagli ex 78isti, oggi 101isti, e dei 101isti, oggi 124isti, per consentire che nel mese di aprile ai parchi archeologici della Sicilia venga garantita l'attività istituzionalmente prevista, perché qui non è che c'è una convenzione tra soggetti diversi, stiamo parlando della stessa amministrazione regionale, dove si dovrebbero vedere due funzionari, neanche lei e l'altro assessore, due dipendenti che sono pagati con 190.000 euro all'anno per fare i dirigenti di questa regione. Bastano due persone che sottoscrivono un patto di garanzia delle modalità di avviamento, e questo ci farebbe risparmiare intanto la milionata che è qui prevista, che sembra bazzecola, ma soprattutto un'altra cosa, Assessore. Ci farebbe risparmiare l'idea che una parte delle attività che oggi affidiamo all'azienda Foreste Demaniali di fatto venga privatizzata attraverso gestione di cooperative private, che inevitabilmente i parchi si dovranno rivolgere a questi soggetti, visto che non hanno personale proprio, per gestire il servizio di decespugliamento. Ecco perché io credo che sia un atto obbligatorio che l'azienda Foreste Demaniali, a cui stiamo dando 330 milioni di euro, per ricordarci le cifre di cui parliamo, 330 milioni di euro,
è insopportabile che questo tema dei parchi archeologici si possa affrontare, tra l'altro, con una cosa ridicola, perché prevedere 1 milione di euro per i parchi archeologici di Sicilia è come prendere, come dire, una goccia in un mare, perché vi ricordo che ci sono diversi parchi archeologici, da Selinunte ad Agrigento, eccetera. 14. Allora, io ribadisco, questa norma io sono per respingerla, ma non per impedire che ci sia l'attività di sicurezza dei parchi archeologici, per garantire che l'azienda Foreste Demaniali si faccia carico della gestione anche della sicurezza dei parchi archeologici. Ha chiesto di intervenire l'assessore San Martino. Onorevole Cracolici, siccome lei sa con quanta chiarezza si affrontano alcuni temi, a volte anche delicati, il Governo della Regione ha garantito fino a quest'anno la pulizia dei parchi grazie all'utilizzo dei forestali. Qualche ora addietro è stata votata una norma che implementa le giornate. Questa norma è stata varata dalla Giunta di Governo qualche settimana addietro. Per un migliore funzionamento delle attività, l'assessore regionale ai beni culturali ha proposto una modifica legislativa a questo Parlamento per intervenire, per garantire maggiori servizi ai parchi, ma lo spiegherà lui. L'azienda Foreste, romanticamente io la chiamo ancora azienda Foreste, ha continuato con grandi difficoltà a garantire il servizio nei parchi. Da quest'anno, cioè per l'annualità 2026, per la prossima stagione, quindi di potatura, di scerbamento e di pulizia, si è registrata una difficoltà che credo abbia spinto il collega Scarpinato a presentare una norma di modifica. Continuo a ribadire che da parte dell'azienda Foreste dello sviluppo rurale, qualora ci fosse la possibilità, l'impegno di garantire gli operai forestali è mantenuto. Però io la voglio fare riflettere su un punto. Sia per prerogativa legislativa sia per necessità, prima la Regione deve garantire i viali parafuoco, e i viali parafuoco garantiscono la sicurezza delle nostre comunità, garantiscono l'attività di prevenzione contro i piromani, garantiscono la salvaguardia, ma lei lo sa bene perché è stato assessore di questa Regione con la delega all'agricoltura. Con la riduzione del numero del personale il disservizio è venuto fuori e il collega Scarpinato l'ha segnalato. Dopodiché non mancherà sicuramente per lo sviluppo rurale provare a continuare a fare questo servizio, ma credo sia più corretto ascoltare il collega Scarpinato che ne ha diretta competenza per la fruizione dei parchi. Prego, assessore Scarpinato. Sì, grazie Presidente, onorevoli. Ovviamente abbiamo ripercorso quello che è stato e quello che è successo, ovvero il mancato ricevimento dell'accordo interministeriale e interdipartimentale tra l'assessorato all'agricoltura e ai beni culturali. Bene, io da assessore ai beni culturali ho immaginato questa norma proprio per tutelare, così come ha detto lei, onorevole Cracolici, quella che è l'attività di prevenzione incendi, anche perché le criticità che sono sorte proprio frutto di questo accordo, e sono criticità che sono state ribadite anche dal collega San Martino, è inutile fare il diserbo, la scerbatura nel mese di luglio o agosto. Ricordo a me stessa e a tutti che nel 2023, nel mese di luglio, un incendio spaventoso ha lambito il Tempio di Segesta. Abbiamo raccolto tutti quell'esperienza negativa e ne abbiamo fatto tesoro. Proprio per questo questa norma vuole andare a tutelare e quindi porre in essere la sicurezza afferente la prevenzione incendi. Dico pure che non è bastevole la provvista economico-finanziaria, perché in teoria si dovrebbero fare ovviamente le scerbature e il diserbo 3 volte l'anno. Conosciamo bene quello che è il ciclo biologico e quindi intanto è
a mio avviso fondamentale approvare questa norma per andare a tutelare i parchi e per sopperire la mancanza che è stata ovviamente venuta fuori dal mancato accordo interministeriale. Grazie. Va bene, grazie. Andiamo adesso a votare l'articolo 18. Ricordo che si vota soltanto il mantenimento. C'era la richiesta di voto segreto da parte dell'onorevole Catanzaro. Dobbiamo vedere se è appoggiata. Va bene. È appoggiata. Allora ricordo che chi vota verde vota per il mantenimento dell'articolo, chi vota rosso vota per la soppressione. La votazione è aperta. Chiuda. 42 contrari, 15 favorevoli e bocciati. Guardi, anche se fossero 10 i voti di quelli che non si accendevano non cambiava nulla. Ok. 42 a 15. Andiamo all'articolo 19. 19. Ci sono soppressivi all'articolo. Mantenuto o ritirato? Onorevole De Luca. De Luca Antonio. Va bene, mantenuto. Mi dica, onorevole... Non ho capito. E cosa ha chiesto? Ha chiesto voto segreto l'onorevole Catanzaro sul 19. Ha chiesto di intervenire prima l'onorevole Savarino. Grazie Presidente. Allora, questo articolo nasce dopo avere visto nella scorsa estate che la gran parte degli incendi dolosi parte da terreni incolti abbandonati dai privati. Molti sindaci fanno le ordinanze per pulire, per imporre ai privati di pulire e fare i viali parafuoco. In molte realtà questo funziona perché poi ci sono delle sanzioni, faccio alcuni esempi. A Sciacca non è un'amministrazione di centrodestra, ma la cito perché il sistema delle ordinanze e delle sanzioni ha funzionato e si sono ridotte gli incendi in quel territorio, perché proprio in gran parte partono dai terreni incolti dei privati. Cosa abbiamo immaginato? In quarta commissione poi abbiamo integrato il testo con i suggerimenti che venivano dai colleghi anche dalle opposizioni. Un fondo di rotazione che mettesse nella disponibilità dei sindaci che vogliono sostituirsi ai privati che lasciano questi terreni incolti per fare i viali parafuoco. E in più avevamo immaginato anche una premialità per questi comuni che si attivano con ordinanze col potere sostitutivo, con un ulteriore fondo di 1 milione di euro che permettesse a quegli stessi sindaci virtuosi di utilizzare questi fondi per pulire le sterpaglie invece nelle aree pubbliche. Questa è un'ipotesi, poi per carità è chiaro, non ho idea se funzionerà e se è bastevole, ma era una risposta a una criticità che avevamo avvertito esiste e che poteva essere di aiuto agli amministratori e ai sindaci, tutti della Regione Siciliana. Dopodiché mi rimetto ai colleghi, se hanno valutazioni migliori o ritengono che questo sia insufficiente e vogliono integrarlo, io sono a disposizione. Allora, c'è richiesta di voto segreto da parte dell'onorevole Catanzaro sull'emendamento soppressivo 19.12, scusate. Sì, l'ho capito. Vediamo se è appoggiata la verifica richiedenti. È appoggiata la richiesta di voto segreto. Si sta votando il suo soppressivo, pertanto se si vota verde si vota per la soppressione dell'articolo, se si vota rosso si vota per il mantenimento dell'articolo. La votazione è aperta. Chiusa.
Favorevoli 43, contrari 13 e bocciate. Andiamo all'articolo. È stato votato l'emendamento soppressivo. Però chiedo per cortesia ai colleghi, in primavera, la prossima estate, non veniteci a dire gli incendi, non fate niente, va bene? Perché questa è un'idea che poteva essere migliorata e io ero disponibile a migliorarla. In Commissione ho recepito tutti gli emendamenti proposti dai colleghi dell'opposizione, tutti, non ce n'è uno che non ho recepito, quindi io per senso di responsabilità lo dico, perché molti sindaci e quelli che io incontro sono ovviamente di tutti i colori politici, perché io sono un'istituzione e i sindaci per me non hanno colore politico, me l'hanno chiesto, lo avevano sottolineato per l'importanza, poi per carità, ovviamente il voto è sempre legittimo e sovrano e io che sono un parlamentare prima di essere un assessore non posso che prenderne atto con il senso di responsabilità che mi appartiene, però vorrei sottolineare che questa era una proposta che avevamo migliorato e che poteva essere ancora migliorata. Non vedo un'alternativa rispetto a questa possibilità che avevo dato e avevo offerto alla Commissione e all'Aula. Grazie colleghi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. Assessore, no, onorevole Cracolici, saremo... per favore, no, per favore. L'onorevole Schillaci, la prego. La prego. Prego, onorevole Schillaci. Grazie Presidente. A onor del vero, Assessore, non gliel'ha bocciata l'opposizione, gliel'ha bocciata parte dei suoi colleghi della maggioranza, perché il numero è veramente rilevante. Nonostante questo io, Assessore, so che lei è sempre stata disponibile, però non tutte le norme sono state inserite e quindi le ribadiamo la richiesta, Assessore, le ribadiamo la richiesta anche ai fini della prevenzione di installare l'intelligenza artificiale con le termocamere, perché c'è tra l'altro la norma approvata della collega, ma questo governo regionale non ha neanche recepito, per cui quello che noi chiediamo è che vediamo sempre arrivare norme di un certo tipo, ma non vengono recepiti i disegni di legge già approvati. Chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. Presidente, vorrei rispondere all'assessore. E vorrei Onorevole, qua sono. No, c'è un certo dibattito, diciamo. Onorevole Caronia, per favore le chiedo, nel rispetto dei colleghi, di far parlare l'onorevole Cracolici. Grazie onorevole. Allora, lo dico all'assessore che è diventato assessore nel corso, credo, del 2024, no? Quindi 2024. Che la finanziaria 2024 è stata approvata, finanziaria, legge di stabilità, con 10 milioni di euro che sono stati mantenuti all'azienda Foreste Demaniali anche per le attività del Corpo Forestale, affinché l'azienda, con apposite convenzioni fatte con i comuni, potesse sostituirsi negli interventi di pulizia dei beni privati dei comuni, avviando quel potere sostitutivo. Sa che cosa è successo, Assessore? Sa che cosa è successo? Che qualche mese fa ho chiesto al suo dirigente del Corpo Forestale che fine avesse fatto quella norma che prevedeva, quando era assessore San Martino, 10 milioni di euro in più all'azienda Foreste Demaniali per avviare le convenzioni con i comuni
e fare l'attività di pulizia dei terreni privati in via sostitutiva, e i comuni si rivalevano in danno sui privati che non avevano ottemperato alle ordinanze di messa in sicurezza. La sua dirigente mi ha onestamente ammesso che questa norma non è mai stata attuata. Vergogna! Noi la dobbiamo smettere di fare leggi che poi non hanno minimamente nessuna attività effettiva, perché l'amministrazione agisce per repliche. Possiamo scrivere quello che vogliamo, perché poi alla fine la gestione amministrativa si fa come si è fatta l'anno prima. Grazie. Grazie. Allora l'articolo 20 è già stato votato, adesso siamo all'articolo 21. Essendoci soltanto soppressivi, onorevole Cracolici, intanto ritorni al posto. Intanto ritorni al posto. No, io non gliel'ho levata. Io non gliel'ho levata la parola. Mi riservo di farlo. Lei si stia seduto con quella bustina di occhi. No, assessore Savarino, va bene. Prego. Onorevole Cracolici, io ovviamente non ero assessore quando lei ha parlato di questo e non erano stati dati al Corpo Forestale, ma se io, e la ringrazio per avermelo detto, se lei vuole ripristinare quella norma e darli direttamente al Corpo Forestale, le assicuro che io e la mia attuale dirigente Tea Di Trapani questi 10 milioni li spenderemmo sicuramente, va bene? Se lei me li rimette, io non ero assessore, non erano miei. Benissimo, adesso credo che sia opportuno andare avanti. Siamo all'articolo 21, si vota soltanto il mantenimento, sono ritirati. Non c'è bisogno. Cosa no, Presidente? Cosa? No, ci sono soltanto No, ci sono soltanto i soppressivi, onorevole De Luca. Si vota il mantenimento dell'articolo. Onorevole De Luca. Sì. Allora, Presidente, sul 21 abbiamo fatto una riscrittura su quel tema dell'avanzamento degli scatti di carriera col triennale 26, 27 e 28 che con l'accordo del governo. Ne ho parlato con l'assessore Savarino, ne ho parlato con l'assessore Dagnino, lo firmano loro. Va bene, c'è questa... Fermi. Assessore, c'è questo accordo? Non ho l'emendamento. Ha presentato il collega e il mio... Mi date un emendamento con una firma? L'ha presentato il collega. Perché l'emendamento, per firmarlo, lo deve firmare o la Commissione o il Governo, e noi non ce l'abbiamo. Che cosa ha detto? No, io non accantono nulla. Lei mi dà gentilmente l'emendamento, visto e considerato... E io l'aspetto. Rapidamente però, per favore. Allora, aspettiamo un minuto l'onorevole De Luca, visto che c'è la condivisione col Governo.
Onorevole De Luca, giusto per essere precisi, io ho aspettato quello che lei mi ha chiesto. Le coperture che lei ha messo all'interno, ci pensa come? Li prende dalla tasca? No. Non è coperto, deve essere data la copertura stabile, non per 3 anni. Non l'ho capito. Ma non è la copertura, la dà solo per 3 anni. Antonio è inammissibile. Gli uffici me lo dicono. Sali. Sali. Onorevole De Luca, mi ha chiesto di intervenire, prego. Onorevole De Luca, mi ha chiesto di intervenire, da dove vuole lei? Sali. Presidente, allora, relativamente alla questione che già ieri il Governo ha dichiarato di apprezzare, siccome si deve realizzare la copertura non solo sul triennale ma anche sul decennale, se c'è l'impegno del Governo a inserire con la copertura decennale nel primo strumento disponibile per venire incontro e proseguire i lavori d'Aula, ritiro l'emendamento e procediamo alla votazione. A patto che ci sia, perché l'assessore Savarino già l'ha detto, l'impegno dell'assessore Dagnino con le coperture dei fondi decennali, perché, lo ribadisco, il corpo forestale della regione siciliana necessita di ufficiali e sottufficiali che ad oggi non ci sono. Prego, Assessore. E poi rapidamente, proprio un minuto Giambone, e poi dobbiamo andare molto veloci. Il Governo esprime apprezzamento per l'emendamento, che parla di buonsenso, perché effettivamente occorre anche considerare, diciamo, le figure di coordinamento. Naturalmente occorre la copertura regionale, come è stato detto, quindi c'è l'impegno a riconsiderarlo alla prima occasione utile. Benissimo, andiamo avanti con un minuto l'onorevole Giambona. Un minuto l'onorevole Giambona. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Su questo articolo che riguarda il Corpo Forestale della Regione Siciliana, ricorderanno i colleghi della Commissione prima, perché ci siamo confrontati lungamente anche con la dirigente del Corpo Forestale relativamente ad un problema di allineamento contrattuale. L'assessore Saverino appunto in tal senso mi darà conferma, anche perché conosce la tematica. Ecco perché, Presidente, ho presentato un emendamento che è stato apprezzato in Commissione Affari Istituzionali, ma poi non ha avuto uguale apprezzamento in Commissione Bilancio per una questione che riguarda una carenza di copertura economica. Si tratta dell'esigenza di allineare l'anzianità di servizio a coloro che, provenendo dal Corpo Forestale dello Stato, sono transitati in quella della Regione Siciliana, e c'è una sperequazione economica che dovrebbe essere colmata. Ecco perché ho rappresentato all'assessore e al ramo e all'assessore al bilancio la necessità di intervenire in tal senso. Allora io chiedo all'assessore che di qui alle prossime, giacché non c'è disponibilità, da quel che vedo, ad affrontare, assessore Dagnino, giacché capisco che non c'è disponibilità ad affrontare oggi un emendamento che prevede ulteriore, impegno di spesa, quantomeno aprire una discussione affinché a questi lavoratori venga garantita l'opportunità di un allineamento contrattuale come del resto gli altri colleghi. Grazie. Grazie, allora mettiamo in votazione adesso l'articolo 21. Votiamo il mantenimento, pertanto chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Benissimo. Andiamo all'articolo 22. Ci sono soppressivi? Solo soppressivi? Sì. Si vota del 22?
Va bene, ok. Si vota il mantenimento del testo. Ha chiesto di intervenire onorevole Catanzaro, non ho capito. Il voto segreto sull'articolo 22. Ha appena detto il contrario. Però va bene, ok. Mantiene allora il soppressivo. Prego. Sì, signor Presidente, colleghi, io vorrei anche indicare che cos'è questo emendamento per il quale si chiede il voto segreto e probabilmente chiedendolo le opposizioni è per bocciarlo. Io non entro nei meccanismi per cui parte del voto segreto possa essere dalle opposizioni, possa essere sostenuto anche da parte della maggioranza, perché è nei numeri, i numeri non scappano. Però io chiedo a chi vorrà chiedere tra qualche secondo il voto segreto con questa finalità di pensare che l'abolizione di questo articolo, il definanziamento, mette a repentaglio una serie di appalti, perché qui andiamo a finanziare le piattaforme decentrate, periferiche degli Eureka provinciali che servono in attuazione del nuovo della nuova legge sul codice degli appalti a dare attuazione e maggiore trasparenza. Non vorrei, io capisco la politica, sono in quest'Aula dal 2008, però credo che non sia un articolo sul quale evidenziare lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. Presidente, questo mi sentivo in dovere di rappresentarlo alla sua Presidenza, non solo, ma a tutti i colleghi deputati. Grazie. No, adesso, Assessore Aricolo, stiamo accantonando, passiamo adesso all'articolo 4, che c'è la riscrittura dell'articolo 4, che è stata condivisa con il Governo. Lo trovate sui vostri tablet. Sì, il 4. Prego, onorevole Safina. Grazie Presidente. È fatto noto che avevo posto l'attenzione su questa norma, sul testo originario, e anche in Commissione avevo duramente polemizzato col Governo per il tenore del testo e per i rischi che in quel testo c'erano, ivi compresi alcuni rischi anche di impugnativa, perché delimitando le aree della cosiddetta Super ZES probabilmente si violava il decreto-legge 123. Devo dire la verità, ho guardato in questi minuti la riscrittura del Governo e mi pare di poter affermare che escludere i provvedimenti di natura urbanistica, i provvedimenti di natura ambientale e paesaggistici già è un segnale positivo. Si evitano rischi anche speculativi, perché col testo, per come era uscito dalla Commissione, si poteva correre il rischio che un'area che non valeva nulla acquisiva valori notevoli, e questo è qualcosa che noi non possiamo consentire. Noi possiamo consentire gli investimenti e dobbiamo favorire gli investimenti produttivi, ma le speculazioni, che un Parlamento si presti a giochi speculativi per errori io non parlo di malafede, non è il mio costume, ma per errori di scrittura delle norme, non è corretto. Dunque l'aver escluso le aree, l'aver escluso alcuni provvedimenti, l'aver escluso il potere sostitutivo del Presidente della Regione, che poteva, a fronte di un'inerzia anche di un paio di giorni, di un ritardo di un paio di giorni, sostituirsi e decidere cosa era Super ZES e cosa non lo era, mi sembra andare verso un segnale positivo, e penso che si possa ascrivere questa norma al lavoro che abbiamo fatto sugli articoli 1, 2 e 3. Si inserisce in questo quadro, quindi io penso che questa norma debba essere votata dal Parlamento, anche perché scritta col contributo di tutte le forze parlamentari, perché ho visto che sono stati sostanzialmente calati gli emendamenti di tutte le forze politiche, quelli presentati in Commissione di merito, quelli presentati in Commissione bilancio, sono quasi tutti calati nel testo, quelli che avevano ovviamente una ragionevolezza, e dunque penso che questa norma si possa esitare favorevolmente. Grazie. Grazie. Allora i soppressivi immagino che siano tutti quanti ritirati, pertanto possiamo mettere in votazione l'emendamento 4-Gov. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato.
Andiamo adesso all'articolo 5. Ci sono soppressivi, sono mantenuti, ritirati. Me lo aprite l'altro fascicolo, per favore? Ah, qua. Sì, al 5. Ho chiesto sono mantenuti o ritirati i soppressivi, ho chiesto, onorevole Cracolici. Immagino siano ritirati, giusto? L'articolo 5 è sostituito al 6, sì, abbiamo il 571 e il 572 di... Giussi? L'ho capito. 572. Quale? Onorevole Lavardera, quando è che io non le ho dato la parola? Semmai ho proposto di toglierla, ma non di non dargliela. Adesso le devo dare atto, Presidente. No, voglio approfittare nel frattempo che c'è la riscrittura di leggere all'assessore Faraoni, in diretta, un atto di cecchinaggio mafioso politico che ha subito il dirigente sindacale che ieri di cui ho letto la nota. Sa cosa è successo? Il direttore dell'ASP di Messina, dopo aver letto la nota del sindacalista che denunciava i trombati assunti all'assessorato, ha deciso di mandarlo 30 giorni in punizione dall'ospedale di Messina all'ospedale di Milazzo. Nonostante è un sindacalista, non lo può fare. Il dottore QC, direttore sanitario, come atto di ritorsione politica nei confronti di un sindacalista che denuncia un sistema marcio, lo caccia a 30 giorni a Milazzo su ordine dei piani alti. Questa è la fotografia della sanità malata in Sicilia. I medici che denunciano hanno il coraggio di raccontare il sistema malato, per 30 giorni mandati via. Questo è il suo governo e il suo assessorato, e qui pubblicamente esprimo solidarietà a questo medico che, guarda caso, data di oggi, è stato cacciato dopo che ha fatto il suo nome in quest'Aula. Vergognoso. Andiamo avanti, c'è la riscrittura dell'articolo 5. Ha chiesto di intervenire De Luca? No, ok. Siamo al 571 dell'onorevole Cracolici. C'è un suo emendamento che però deve essere firmato dal governo.
Serve la firma dell'assessore? Dannino. Lo potete chiamare per favore? Assessore, fagliela mettere una firma. Fabio. Assessore, deve mettere una sigla. Allora, i soppressivi, onorevole Cracolici, i soppressivi dell'articolo 5 sono ritirati. C'è la riscrittura del governo che vi trovate sul tablet 5gov e c'è il suo subemendamento che è il 5gov1. Fra un minuto e fra 30 secondi è sul tablet. Grazie, no, non ho il tablet, è il telefono. Benissimo. L'ha caricato? Benissimo, onorevole Cracolici. Controlli gentilmente sul tablet, l'ha trovato? E l'ho capito. Giusto? Benissimo. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento 5gov1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Adesso c'è il 5gov. Mettiamo in votazione l'emendamento 5gov. Così come emendato, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Abbiamo approvato l'articolo 5, passiamo all'articolo 10. Ci sono soppressivi all'articolo 10? Sono mantenuti, ritirati? Grazie onorevole Catanzaro, è gentilissimo. Vediamo se è altrettanto gentile l'onorevole De Luca. De Luca? Mantenuti o ritirati? Ritirati immagino. L'ho capito, sì. No, hanno ritirato, il Partito Democratico ha ritirato i soppressivi. Un secondo preciso. L'onorevole De Luca ha ritirato i soppressivi, immagino. Ho capito di sì, giusto? De Luca? Grazie. Ora siamo al 10.9 dell'onorevole Catanzaro e altri. Mantenuto o ritirato? Chiede di intervenire. Il 10.9 è una riscrittura, immagino. Prego, onorevole Giambona. Già fatto, il 5 l'abbiamo votato con la velocità di una lumaca. A 1 a 1 ho detto 5 gov 1, 5 gov già votati. Adesso siamo al 10 e siamo all'emendamento 10.9 dell'onorevole Catanzaro ed altri. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambona e ne ha facoltà. Prego, onorevole Giambona. Presidente, intervengo su questo articolo che ha oggetto misure di contrasto al disagio sociale perché vorrei sgomberare ogni dubbio rispetto a quello che dovrebbe essere l'obiettivo di questo articolo. Si tratta di una vera e propria norma manifesto, una norma per fare il titolo di giornale, perché mi dovrebbe spiegare il Governo come intende superare l'enorme disagio sociale che abbiamo nella nostra Sicilia, portare avanti politiche di natura sociale relative all'istruzione, alla formazione, alla rigenerazione urbana,
all'attività volte al contrasto della marginalizzazione, al miglioramento della vita delle aree urbane svantaggiate in tutta la nostra Sicilia con 1 milione di euro. Questa è l'ennesima offesa da parte del Governo a quelli che sono i disagi della nostra terra e alle persone che risiedono in aree urbane marginali. A me dispiace che non ci sia qui presente il Presidente della Regione, perché su questi temi ci siamo sempre e lungamente confrontati, fino alle ultime variazioni di bilancio. Il Presidente della Regione si è vantato di come le misure hanno poggiato su alcuni pilastri, tra cui la questione del welfare sociale e del contrasto alle marginazioni. Ebbene, questa manovra finanziaria non ha nulla che va in questa direzione. Non c'è una sola misura che va in aiuto delle persone che sono in difficoltà. L'anno scorso, seppur con tutte le enormi difficoltà, si era portata avanti una misura che era quella del reddito di povertà. Ricordo a me stesso e ai colleghi, ne abbiamo discusso in tante sedute, in tante variazioni di bilancio. 100.000 nuclei familiari in Sicilia presentarono la richiesta per il reddito di povertà e di questi arrivammo, anche grazie all'impegno di questo Parlamento che ha rifinanziato nel tempo la misura, a 41 milioni di euro, che è bastato solamente a sostenere poco meno del 10% delle famiglie richiedenti. Un piccolo segnale che andava anche incontro a quelle famiglie che erano rimaste escluse dal reddito di cittadinanza. Ebbene, il Presidente Schifani, che si dichiara sui titoli di giornale sensibile a questi temi, oggi li abbandona le persone che sono in difficoltà, perché di forme di sostegno alle persone in difficoltà in questa norma finanziaria non ce n'è traccia, come non c'è traccia di un'altra misura della quale si è vantato anche l'assessore alle infrastrutture, quella di aiuto a chi abita in affitto. Il governo Meloni ha deciso, dal momento dell'insediamento, di tagliare i contributi a coloro che abitano in affitto, il cosiddetto fondo di integrazione all'affitto, 330 milioni di euro. Ebbene, 18.000 famiglie siciliane, 9.000 palermitane, che prima ricevevano un aiuto, che adesso rischiano lo sfratto. Avrete visto i titoli di giornale fino ad oggi di una famiglia con una persona che ha una malattia terminale, che è stata di fatto sfrattata. Ebbene, queste sono le risposte, le mancanze di risposte da parte di un governo regionale, da parte di una maggioranza di centrodestra che questi temi non li guarda nemmeno di striscio. E poi ci propone una norma che veramente è un'offesa ai siciliani tutti, è un'offesa alle tante famiglie che sono in difficoltà. Pensare che con 1 milione di euro si riescano ad affrontare tutte le questioni che ruotano attorno al disagio sociale della nostra Sicilia è assolutamente preoccupante, perché significa che questo governo, che il Presidente della Regione e tutta la sua compagine sono letteralmente scollegati dalla realtà. Non prevedere misure concrete di aiuto e sostegno alle famiglie è grave, è gravissimo, e qui non c'è nessuna sensibilità. Ecco perché noi come Partito Democratico abbiamo presentato una riscrittura all'articolo in questione, perché il tema del disagio sociale non si può affrontare con misure propaganda e con norme manifesto. Noi abbiamo presentato una rideterminazione complessiva che parla di dispersione scolastica, che parla di spazi scolastici, che parla di modalità attraverso cui portare avanti azioni con il terzo settore. In sostanza, azioni concrete per le quali vorremmo capire qual è la visione del governo, se vuole continuare a fare le norme cartello e norme propaganda, ovvero se vuole dare risposte ai cittadini siciliani. Prego, onorevole Schillaci. Grazie Presidente. È davvero mortificante una manovra di questo tipo, dove per il disagio sociale c'è veramente poco,
e abbiamo dovuto addirittura riscrivere la norma presentata da questo governo regionale, una norma vuota, una norma che non stabilisce anche il modo, il metodo, il percorso, ma una norma vaga che probabilmente ha degli interessi particolari e specifici. E anche in base alla riscrittura chiedo che venga anche apprezzato un subemendamento che sto facendo alla riscrittura, perché non si può parlare di inclusione sociale se non in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e con chi può fare e utilizzare uno degli strumenti principali per fare inclusione sociale, che è lo sport. Quindi chiedo all'Aula di apprezzare il sub alla riscrittura che sto per depositare, dove chiediamo la collaborazione del CONI e del CIP. Grazie. Sì, colleghi, vi faccio intervenire l'onorevole Cracolici e poi l'onorevole Girissa. Prego, onorevole Cracolici. Presidente, io non me la sento di sparare contro quest'articolo, perché qualunque azione avvia un progetto di risanamento sociale, io, come dire, sono pronto a sostenerlo. Ma il tema è uno solo. Il Presidente della Regione qualche giorno fa, c'è sempre lì, siccome poi l'onorevole... Ha ragione l'onorevole Cracolici. Assessore Dagnini. Cortesemente i colleghi della maggioranza tende in qualche modo a far finta di non sentire. Il Presidente della Regione qualche giorno fa ha annunciato che è intendimento del Governo della Regione sperimentare in Sicilia interventi sul modello Caivano, ovvero intervenire su alcune aree a forte disagio, San Cristoforo di Catania, lo Zen di Palermo, e aree come degradate della città di Messina, per attivare interventi di riqualificazione sociale che, per essere chiari, non riguardano interventi sulla povertà, né sono interventi diretti alle persone. Io ho presentato un emendamento che sono sicuro non troverà, la disponibilità dell'assessore Taccagno, perché è un emendamento che prevede 20 milioni di euro, non 1 milione di euro, per sperimentare nelle tre città, delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, individuando due aree omogenee all'interno di quelle città, dei progetti di intervento di riqualificazione possibile, muovendo tutti i soggetti istituzionali, la scuola, lo sport, la musica, l'arte, perché noi credo che abbiamo un grande problema. Vede, Presidente e Assessore, stamattina sono stato allo Zen, dove la scuola Leonardo Sciascia ha tenuto il concerto nella chiesa del quartiere con i ragazzi che stanno facendo, dalla scuola elementare alla scuola media, attività musicale, e hanno tenuto il primo concerto in una sede esterna alla scuola, coinvolgendo genitori e famiglie. Noi abbiamo bisogno di questi esempi per far rinascere e dare un senso di positività a questi quartieri. Io penso, Assessore, che non so se passerà in questa sede, mi pare difficile, perché conoscendovi difficilmente la misura potrà trovare copertura. Però Di Pasquale, ti prego, sto parlando con Dagnini, capito? Però siamo onorevole Cracolici, in questo caso è un suo collega. Ho capito, ma non è che il fatto che sia un mio collega non toglie il fatto che... Onorevole Di Pasquale. Allora, io però la voglio rassicurare, Assessore, e al Presidente della Regione nella qualità di Assessore alla famiglia,
che sarò come un martello pneumatico per voi. Questa norma ve la presenterò in qualunque variazione di bilancio che da qui in avanti si dovrà determinare, perché intervenire sul degrado delle nostre città è uno dei compiti su cui la Regione non può girarsi la faccia. E aggiungo, consentire ai comuni, nel caso specifico di Palermo, Catania e Messina, di dotarsi di un ufficio speciale all'interno delle proprie amministrazioni al fine di coordinare gli interventi che oggi sono distinti in vari assessorati degli stessi comuni, per rendere efficace l'azione di contrasto al degrado. Io l'emendamento lo mantengo, me lo bocciate, ma certamente non recedo dal fatto che la Regione, e queste cose gliele dico anche nella qualità di Presidente della Commissione antimafia, l'antimafia che io ho in mente non è l'antimafia declaratoria, è l'antimafia che fa, che si occupa dei problemi e non si limita a denunciarli, ma di un'antimafia che prova a mettere le mani nelle situazioni difficili, cercando di dare una mano concreta alle nostre città e ai cittadini che hanno un disagio effettivo per come vivono e dove vivono. Grazie onorevole Cracolici. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giristro. Prego onorevole Giristro. Grazie Presidente, grazie colleghi. Per ribadire il concetto dell'onorevole Giambone e dell'onorevole Cracolici, in questo momento non so se questo governo vive sulla Terra o vive su Marte, perché è veramente incredibile per una problematica così toccante. C'è la situazione del disagio giovanile, del disagio sociale nella nostra regione, non è in aumento, è esplosiva. Cioè abbiamo una situazione di degrado, di disagio sociale totalmente esplosiva. E noi cosa facciamo? E il governo cosa fa? Mette briciole. Queste sono briciole, questa è un'elemosina. È incredibile pensare che oggi, in un momento in cui il degrado sociale porterà alla necessità di avere mezzi blindati, ci vorrà l'esercito per le strade, Presidente, ci vorrà l'esercito per le strade, e noi mettiamo elemosina, mettiamo briciole. Non abbiamo neanche idea di che cosa stiamo e dove stiamo andando in questo momento. Io mi auguro che il governo si svegli, che scenda da Marte o dalla Luna e torni sulla Terra per capire cosa sta accadendo. Grazie. Grazie onorevole Giristro. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Presidente Miccichè. Grazie Presidente. Chiedo scusa, ragazzi. Onorevole Presidente. Abbate, se può Chiedo spostarsi. Scusa. Onorevole Abbate. Onorevole Fratello. Abbate. Oh. Se si può spostare, che c'è l'onorevole Miccichè che sta intervenendo. Un metro da me che fa. Se si può spostare. Grazie. Io intanto ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti su questo argomento. È un argomento che in tanti sanno che mi sta molto a cuore da tempo. Presidente Carvagno, e poi è difficile dare... E che faccio io? Interrompo? Vabbè, non ha importanza. Si rivolga a me, onorevole Miccichè. Il milione che è stato chiesto per questa iniziativa è un milione che serve non per risolvere il problema, ovviamente, ma per mettere in piedi un progetto, per mettere in piedi... Onorevole Abbate, Abbate... Oh, onorevole Abbate. Onorevole Abbate. Scusami. Onorevole Abbate. Un altro posto vuoi? Ma poi dico, onorevole Abbate. Onorevole Abbate. Onorevole mi sente? Siccome più volte la chiamo, onorevole Abbate, quando chiamo onorevole Abbate mi rivolgo a lei, grazie. È un argomento interessante, onorevole. Allora,
è soltanto un progetto, e quindi il finanziamento a un progetto che è stato già in qualche maniera provato altrove, che non è unico, infatti si metterà a gara e vediamo chi è che lo vince, non è detto che lo vincano quelli che l'hanno fatto a Napoli, ma che è riuscito con pochissimi soldi a portare le scuole dei quartieri spagnoli dal 33%. Oh, Gilistro, però non è possibile, oh, Gilistro, ma non è possibile così. 6 volte chiedi scusa per ricominciare subito. Grazie. Sono riusciti a portare la dispersione scolastica allo 0%, partendo da 33%, perché vede, onorevole Cracolici, non è Caivano, è l'opposto, non è repressione. Chi è che parlava di Caivano? Non è repressione, è cultura, è educazione, per cui è un sistema americano, perché soci di questa operazione là a Napoli sono stati quelli della Fondazione Bob Kennedy. Ci sarà, se vincono loro ovviamente, anche l'Istituto Cervantes spagnolo, e verranno coinvolti, e devono, se no non può riuscire, devono essere coinvolti tutte le associazioni del posto dove questa cosa si va a fare, tutte le istituzioni, tutti devono essere coinvolti, perché è un sistema di non facile attuazione, ma se riesce benissimo. Quindi io vi ringrazio per quello che avete detto. Io non so se si possono dare 20 milioni, li darei volentieri, non so se ci sono o se rischiamo di bloccare questo per mancanza di fondi, però, ripeto, darei molto volentieri 20 e 40 milioni per il disagio, ma questo è un fatto, come dire, atipico. Proviamo, è stato sperimentato in altre zone ed è andato bene, ed è proprio quello che la mia idea è, quella di spendere poco, di capire che tutto si deve fare insieme all'aiuto di tutta la gente, di tutta la popolazione, di tutte le associazioni, di tutte le categorie. Se si riesce a fare non c'è bisogno di soldi. Hanno già un accordo con l'Agenzia del Demanio che è disponibile a dare anche il palazzo dove questa scuola dovrebbe andare. Ecco, io dico, Turano, io credo che questo sia un tentativo da fare, non farlo. Abbiamo fatto un convegno che è andato molto bene, infatti ringrazio l'onorevole Cracolici per primo, ma tutti gli altri che poi sono intervenuti per avere capito di che cosa stiamo parlando. Ripeto, il fatto dei soldi per noi e per le persone che stanno portando queste iniziative non è secondario, ma non è fondamentale. Per cui le risorse, probabilmente 1 milione non basterà, ma non ne servono neanche molti di più. Comunque grazie a tutta l'Aula e spero che il voto favorevole sia, come dire, un segnale di attenzione enorme a questo settore. Mi sono messo accadente per ascoltarmi. Bene colleghi, Non per scorrettezza, non ho altri interventi, andiamo all'emendamento 10.9. Mi dicono gli uffici che è stato presentato un subemendamento tra i fuorisacco che è il 10.9.1. Lo trovate all'interno della cartella emendamenti fuorisacco, che è a firma Schillaci, De Luca. Parere della Commissione. Allora, onorevole Schillaci, sto mettendo in votazione l'emendamento 10.9.1 che è un subemendamento da lei firmato. Ok. Lo trovate all'interno della cartella emendamenti fuorisacco 10.9.1. Favorevole. Parere della Commissione favorevole. Parere del Governo, Assessore Dagnino? 10.9.1 è il punto 1? 10.9.1, sì. Sì, ma cosa dice? Scusate, io non l'ho letto. Dopo la parola dispone aggiungere preavviso pubblico al comune della parola con la parola dell'ufficio. Si rimette all'Aula. Mi rimetto all'Aula.
L'assessore si rimette all'Aula. Metto in votazione chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Approvato. Onorevole Schillaci. Mettiamo in votazione il 10.9 dell'onorevole Catanzaro così come emendato, che è interamente sostitutivo dell'articolo 10. Parere della Commissione. Parere della Commissione? Contrario. Parere della Commissione contrario. Parere del Governo. Contrario. Parere del Governo contrario. Com'è? Come per dichiarazione di voto? Prego, onorevole Giambò. Presidente, allora io poc'anzi sono intervenuto e mi sarei aspettato una replica da parte del Governo. Adesso vero è che la delega alla famiglia è in mano al Presidente della Regione, che mi auguro quanto prima nomini appunto l'assessore al ramo, ma ho posto tutta una serie di questioni relative a come questa manovra finanziaria non stia dando risposte a quelli che sono le persone in difficoltà, indietro, insomma una manovra che è assolutamente iniqua e ingiusta. Io personalmente non ritengo che sia giusto girarsi dall'altro lato, non sia giusto non tentare di dare risposte a chi ne ha bisogno nella nostra terra. Nelle precedenti manovre abbiamo dato dei segnali concreti, attraverso il reddito di povertà per esempio, quindi vorrei capire qual è la posizione del Governo, se il Governo è silente, se il Governo vuole rappresentare una posizione, se il Governo ha una visione diversa, se il Governo ci dice che non ci sono poveri, che non c'è bisogno di dare aiuto alle persone che sono in difficoltà, ce lo dica, palesatevi, vorrei comprendere se avete consapevolezza che dietro questo palazzo, anche nelle vicinanze di questo palazzo, che nella nostra regione c'è gente che ha difficoltà e alle quali bisognerebbe dare una risposta. Ora, io non ho nulla in contrario rispetto alla ipotesi di portare avanti questo strumento, che è uno strumento per così dire pionieristico, che vuole tentare di contrastare il disagio sociale, e sono pure favorevole affinché si mettano dentro misure che siano inclusive, ma qui il tema è un altro. Vorrei che il Governo si palesi concretamente sul tema delle risposte che bisognerebbe dare in termini di welfare e di contrasto al disagio sociale e alla povertà, di cui non se ne vede traccia in tutta la legge finanziaria. Ora il Presidente della Regione non è presente, vuole parlare l'assessore Dagnino, non lo so, dica qualcuno, che parli qualcuno, dite qualcosa di sensato su questo argomento. Colleghi, stiamo votando, assolutamente, non manca sicuramente per l'Aula per votare. Metto in votazione l'emendamento 10.9. Che è favorevole si alzi, che è contrario rimanga seduto. L'emendamento 10.9 è bocciato. A questo punto mettiamo in votazione. No, c'è il 10.16. Un attimo, non lo vedo il 10.16. Pagina? Come 63? E qua siamo a pagina 123. No, ma è della Schillaci, la prima firma Schillaci. Ah, ok. Onorevole Schillaci, 10.16 è mantenuto o ritirato? Sì, prego.
Bene, lo mantiene onorevole Schillaci il 10.16. Parere della Commissione? Parere della Commissione contrario, parere del Governo sul 10.16? Contrario. Com'è? Siamo in votazione. Siamo in votazione, onorevole Schillaci. No, lo trovo. Parere del Governo? Contrario. Parere del Governo contrario. Chi è favorevole all'emendamento 10.16 si alzi, chi è contrario rimanga seduto. L'emendamento non è approvato. Andiamo all'emendamento 10.11, onorevole Saverino. È mantenuto? È mantenuto, onorevole Saverino? Sì? Lo metto in votazione direttamente? O lo metto in votazione, onorevole Saverino? Prego, onorevole Saverino. Grazie Presidente, perché naturalmente stiamo parlando di disagio sociale, si parla tanto di giovani, quindi credo che sia importante inserire anche questo aspetto dei giovani. Credo che sia fondamentale. Grazie onorevole. Parere della Commissione? Parere della Commissione? Favorevole. Parere del Governo? Assessore Dagnino. La Commissione ha dato parere favorevole. No? Favorevole. Favorevole. Chi è favorevole all'emendamento 10.11 rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'emendamento 10.11 è approvato. 10.19 è ritirato. 10.17 il 10.17 è precluso, onorevole Schillaci. 10.24 dell'onorevole Miccichè. Lo mantiene? Parere del Governo? Favorevole. Parere del Governo favorevole, parere della Commissione? Metto in votazione l'emendamento 10.24. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. 10.26 onorevole Miccichè. Lo mantiene? Parere del Governo sul 10.26. Favorevole. Parere della Commissione. Metto in votazione l'emendamento 10.26. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. L'emendamento 10.18 e 10.20 sono ritirati. Andiamo all'emendamento 10.15. Onorevole Saverino. Lo ritira o lo mantiene, onorevole Saverino? Le invito al ritiro, onorevole Saverino. Onorevole Saverino, lo ritira? Bene, grazie. Grazie, onorevole Saverino. 10.25 lo ritira, onorevole? Lo mantiene? Parere del Governo sul 10.25. Favorevole. Favorevole. Metto in votazione l'emendamento 10.25. Chi è favorevole rimanga seduto. Sì. Così si fa solo a Palermo. L'emendamento fa sì che questa... Ok. C'è il parere favorevole del Governo e della Commissione. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Il 10.25 è approvato. A questo punto i soppressivi sono inammissibili. 10.21, onorevole Cracolici, è mantenuto? Assolutamente sì. Se il Governo mi dichiara la disponibilità a istituire comunque l'articolato con una somma in questa fase che capisco non può essere di 20 milioni, ma l'obiettivo è di finanziare in corso d'opera questa misura rivolta alle 3 grandi aree urbane di Palermo, Catania e Messina, io sono pronto ad accettare anche la proposta che mi farò. 1 milione? Accolgo la richiesta, la proposta del Governo, quindi chiedo di modificare i 20 milioni in 1 milione e abbiamo questa sperimentazione in Sicilia. Onorevole, grazie al Governo. Prepariamo il sub.
Metto in votazione il subemendamento 10.21.1 che sostituisce 20 milioni con 1 milione, che è favorevole ovviamente col parere. Madonna mia. Com'è, Assessore? No, è sul triennio. È sul triennio. 27. Possiamo istituirlo per il 26. È sul triennio. No, scriviamo nell'emendamento. Allora lo dobbiamo modificare in maniera diversa. Sul 26, perdonatemi. Però perché sul 27 non abbiamo disponibilità in questo momento. La misura è ovviamente condivisa, lo vorrei anche espressamente sottolineare. Il Governo esprime parere favorevole nel merito condividendo l'iniziativa, però solo sul 26 perché sul 27 non abbiamo disponibilità. E allora dobbiamo modificare, Assessore. Dobbiamo modificare perché... Onorevole Cracolici, il Governo le ha dato copertura solo per il 2026. Quindi sì, dobbiamo modificare perché l'emendamento era previsto 2026-2028. Quindi lo stiamo modificando. Metto in votazione il subemendamento 10.21.1 col parere favorevole del Governo e della Commissione che dice la seguente: sostituire 20 milioni con 1 milione, sostituire bilancio della Regione 2026-2028 con per l'esercizio 2026. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. A questo punto metto in votazione il 10.21 così come emendato, parere del Governo, favorevole, parere della Commissione, favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 10.21 così come emendato, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. A questo punto pongo in votazione l'articolo 10 così come emendato, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 10 è approvato. Andiamo all'articolo... Grazie. Allora colleghi, siamo all'articolo numero 12. L'11 chiaramente lo accantoniamo anche per verificare tra stanotte e domani che tutto sia condiviso con le varie forze politiche. Ci sono emendamenti al 12 soppressivi, sono mantenuti o ritirati? No, assolutamente. No, facciamo gli ultimi 4, abbiamo finito. Non ce la facciamo tutti 4. Ma che gli ultimi 4 non ce la facciamo? Ce la facciamo. Sul 12 sono mantenuti o ritirati, onorevole De Luca? Ritirati, grazie. De Luca l'altro, Antonio? Ritirati, grazie. I soppressivi ho detto io. Onorevole Catanzaro, dov'è l'onorevole? Catanzaro ha ritirato i soppressivi. Benissimo. Allora, siamo al 12.23 dell'onorevole Safina. Mantenuto o ritirato? Chiesto di... Come? Prego, onorevole Safina. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, Governo, come ha avuto più volte modo di illustrare nelle diverse commissioni dove si è trattato, ivi compresa la Commissione Bilancio, la formulazione del Governo rischia di creare dei danni ai comuni. Cioè l'intento è un intento del quale più volte abbiamo discusso
ricordo anche una discussione alla quale partecipò l'onorevole Cateno De Luca, ossia preoccuparci del profilo delle entrate. Noi molto spesso ci preoccupiamo di come garantire le spese ai comuni e poco ci occupiamo di come migliorare gli standard afferenti alla capacità dei comuni di raccimolare entrate. Ebbene, la norma come congegnata dal Governo vuole perseguire questo obiettivo. Il problema cos'è? Il problema deriva dal fatto che il meccanismo è tale per cui si rischia di peggiorare la situazione per i cittadini. Perché vi faccio un esempio. Se io autorizzo lo sconto sulla Tari, che è un servizio a tariffa, vuol dire che se spendo 10 l'entrata deve essere pari a 10, quindi i cittadini, se la spesa è 10, hanno un tributo pari a 10. Se io autorizzo lo sconto per chi paga col conto corrente e lo sconto è del 10%, vuol dire che questo 1 lo pagheranno quelli che già pagano, perché se non recupera alcuna percentuale di evasione, questo 1 sulla tariffa dell'anno successivo finirà per gravare sui cittadini che hanno già pagato. Ora, quello che noi invece proponiamo è di istituire un fondo da 5 milioni di euro da destinare ai comuni che procedono alle assunzioni per gli uffici tributi, in modo tale da migliorare la capacità di riscossione di quegli enti, perché quel capitolo lì è esclusivamente destinato alle assunzioni, non rientra nei limiti del piano assunzionale, quindi non incide negativamente sulla capacità assunzionale e consente di raggiungere un obiettivo. È chiaro, lo stiamo facendo per 3 anni, se poi i comuni utilizzeranno bene queste risorse avranno recuperato quelle entrate che gli consentiranno di assumere questo personale a tempo indeterminato. Questo è l'obiettivo che noi proponiamo. Quello che propone il Governo invece, per quanto c'entra un tema, non raggiunge l'obiettivo. Per questo io chiedo di approvare questo emendamento, perché per la prima volta ci porremmo il tema delle entrate a favore dei cittadini, pagare tutti per pagare meno. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marano. Niente Presidente, intervengo dopo per l'emendamento. Non l'ho capito, allora possiamo andare avanti? Va bene, benissimo. Allora, l'articolo 12.23, parere del Governo. Abbiamo discusso ampiamente in Commissione di questo. Il testo che è stato approvato in Commissione è il frutto di tante interlocuzioni anche con gli organismi rappresentativi degli enti locali. Quindi questa è una riscrittura che cambia completamente la modalità dell'articolo, non è una modifica sulla quale il Governo potrebbe certamente dare parere favorevole, è un totale sovvertimento del lavoro che era stato fatto anche con le associazioni, in particolare con ANCI, con le associazioni rappresentative di categoria. Nonché devo dire che il testo base traeva spunto da un referto della Corte dei Conti. Quindi cambia la filosofia, va totalmente contro la linea. Ripeto, come ho detto in Commissione, saremmo disponibili a modifiche parziali, ma non a un sovvertimento della ratio della norma. Quindi il parere al momento è contrario. Grazie. Benissimo, allora parere della Commissione, contrario. Ok, allora mettiamo in votazione. Allora c'è richiesta di voto segreto sul 12.23. Vediamo se è appoggiata la richiesta di voto segreto. Vai. Bisogna vedere votazione. No, scusami. Riproviamo perché erano distratti i colleghi. Scusami. No, prego. Bisogna appoggiarla, se volete. Vada. Ok, grazie. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento 12.23 che è interamente sostitutivo ed ha un parere contrario sia del Governo e della Commissione. Pertanto, chi è favorevole all'emendamento vota verde,
Chi è contrario voti in rosso. La votazione è aperta. Può chiudere. 28 contrari, 24 favorevoli e bocciato. Andiamo avanti, siamo all'emendamento. I soppressivi sono ritirati. Andiamo all'emendamento 1222 di Paola. 1222 di Di Paola. Mantenuto o ritirato? Di Paola mantenuto o ritirato? Ritiro, grazie. Allora siamo al 12.24. Marano, mantenuto. Ah, inammissibile, scusi. Possiamo votare l'articolo 12. Mettiamo in votazione l'articolo 12. Chi è favorevole resti seduto. Chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo adesso all'articolo 16. Chiedo ai colleghi di Palermo di trovare una sintesi con il governo e tra di loro per l'articolo 15, onorevole Cracolici, Sunseri e altri, Ficuccia, Caronia. No, il 15. Ma il 15 l'ho accantonato fin quando non riusciamo a trovare una soluzione condivisa. Siamo all'articolo 16 ed è l'ultimo articolo che faremo stasera. L'abbiamo fatto il 12. Prego, onorevole. Te avevo chiesto poco fa, possiamo fermarci sul 12 che siamo tutti stanchi e tornare domani mattina? Io credo che fare l'articolo 16 non costi nulla a nessuno. No, Presidente, è difficile l'articolo 16, Presidente. Ah, Gesù. No. Cos'è rimasto? Allora, domani in 2 ore si devono fare tutti questi. Allora, facciamo la seguente. No, non importa. Vengo incontro a quella che è la richiesta, però è chiaro che domani mattina non ci possono essere, per motivi oggettivi di tempistica, gli stessi interventi così lunghi, talvolta non necessari, permettetemi di dire, per la continuazione di questa finanziaria. Io sto valutando un eventuale stralcio che domani sarà eventualmente comunicato in aula, però è giusto che rappresenti a tutto il Parlamento che domani cominceremo alle ore 10:30, quindi la seduta è rinviata a domani.